Ciao! Sai che è uscito il nostro magico libro Racconti di Natale? Troverai un sacco di storie magiche fantastiche, illustrazioni che ti faranno volare con noi nel periodo più bello dell'anno. Clicca sul link nella descrizione del podcast per scoprire di più, oppure cerca su Amazon Racconti di Natale Podcast. E intanto, buon ascolto! Fiabe per bambini presenta Racconti di Natale, le storie da ascoltare tutti insieme intorno all'albero. La stella di Natale. Tanto ma tanto tempo fa, nel cielo splendevano delle stelle luminose e bellissime. Solamente una era piccina e timida e la sua tenera e fioca luce si intravedeva appena. Le altre stelle la canzonavano e la prendevano in giro dicendo: «Ah, tu sei una minuscola stella e di sicuro in terra nessuno ti vede. Ben presto una folata di vento ti spegnerà la tua debole luce e tu non esisterai più per nessuno». Invece, a dir la verità, tutti i bambini sulla terra ammiravano quella stellina che era la loro preferita e che metteva nel loro cuoricino tanto calore e soprattutto tanto amore. Anche il vento, quando le era accanto, soffiava adagio per paura di spegnerla e le altre stelle gelose e superbe si arrabbiavano. Decisero di farle un sacco di dispetti e la poveretta, stanca e triste, abbandonò il cielo e scese sulla terra. Ad un certo punto, dalla finestra di una capanna misera e spoglia, scorse un vecchietto che aveva molto freddo ed era pure ammalato. La stellina, senza farsi notare, passò dal buco della serratura, si avvicinò lentamente all'anziano e si accoccolò ai suoi piedi, ai piedi del letto. Subito egli si sentì invadere da un calore che gli saliva dalle estremità fino alla testa. Il suo viso pallido e scarno prese colore e alla stellina parve che nella penombra il piccolo vecchietto addirittura sorridesse. Se ne andò via senza farsi vedere e riprese il suo cammino. D'improvviso, da lontano, sentì un bambino che si lamentava e si rigirava nel letto. Questo bambino non riusciva ad addormentarsi, perché nel buio la sua fantasia si scontrava con fantasmi, assassini, mostri. La stellina si appoggiò delicatamente sul comodino e il bambino, appena la vide, non ebbe più paura. Essa brillava allegramente ed egli si sentì felice e tranquillo. I suoi occhietti si fecero sempre più pesanti e si addormentò profondamente sognando cose liete e divertenti. La stellina uscì in punta di piedi, decisa a proseguire il suo cammino senza fermarsi più per nessuno. Ma la nostra stellina era troppo buona e quando sentì i lamenti di una donna non poté fare a meno di avvicinarsi per consolarla. Si trattava di una vecchia vedova alla quale era morto il marito. Chiusa nel suo dolore, non faceva che piangere e scrivere poesie tristissime che spezzavano il cuore di tutti. Pensava che Dio, permettendo un dolore così forte, fosse crudele e cattivo. La stellina le si mise accanto e con tutto il suo splendore e la sua vitalità le fece capire che aveva sbagliato. Con tutta la sua luminosità fece trasparire gli aspetti più belli e positivi della vita. E la vedova, pentita, si sentì leggera come se quell'essere minuscolo le avesse tolto un peso enorme che le impediva, ahimè, di amare. Allora la vedova pianse, ma questa volta di felicità. La stellina si sentì commossa ed orgogliosa, ma non si vantava affatto e molto dignitosamente se ne andò verso il suo cammino. Era un po' malinconica perché avrebbe dovuto tornare in cielo. Cercava sì di non ascoltare le altre stelle e di amarle ugualmente, anche se la deridevano. La nostra stellina si lasciò comunque andare allo sconforto
e pianse per un po'. Le sue lacrime dorate cadevano al suolo con un leggero tintinnio. In quello stesso istante un bagliore fortissimo ed immenso la travolse e sentì una voce rimbombante intorno. Era la voce di Dio. «Stellina, ti voglio premiare per la tua bontà e per il tuo coraggio. Fra tutte sarai la stella più bella e domani guiderai i re magi e veglierai sulla capanna quando nascerà Gesù». Gli angeli cantarono dolcemente e la stella si trasformò in un'enorme e lucente palla di fuoco con una coda maestosissima. Era proprio la stella cometa. Ti è piaciuta la storia? Se vuoi, ascoltane un'altra insieme a noi. E mi raccomando, non perderti il nostro libro, Racconti di Natale. Alla prossima storia!